E niente, amici bellini, oggi deve essere il Favasuli Day perché ha fatto le visite, ho aspettato le 19:26, immaginavo insomma un benvenuto da parte del presidente, non è arrivato. Il video lo facciamo lo stesso anche perché ci stiamo avvicinando alla partita, cominciamo a vedere quelli che possono essere i titolari in attesa magari di una conferenza. Cominciamo. Allora, benvenuti in Favasuli Day. Lo so che magari non porta grande entusiasmo, ma lo vogliamo sottolineare, il primo acquisto del centenario, che ovviamente non scalda perché è giovane, perché non costa molto, perché viene dalla Serie B, però insomma mettiamo dentro, magari non può essere un upgrade di Gutierrez che ha comunque esperienza internazionale, però se esce Mazzocchi, rispetto a Mazzocchi magari c'è potenzialità e può uscire molto bene. Ci spostiamo nel ricordarvi che io l'analisi su Favasuli l'ho già fatta e vi rimando al video lì in alto, magari a fine di questo, perché ho parlato specificamente di quelle che sono le sue caratteristiche. Ho detto non è palestra ma non è neanche Mazzocchi, è un giocatore sicuramente interessante che ha garra. C'è una foto, ci sono le foto, lui tutto insanguinato, quello gasa, però insomma come primo acquisto non è che ci sconvolgiamo tantissimo. Questa è la situazione in campo verso insomma Genoa-Napoli, però per quelli che fossero nuovi, benvenuti, io sono Valerio Fluido, vi potete iscrivere al canale se vi piace qualche informazione un pochino più approfondita, per esempio sul fatto delle liste. Io sto leggendo di nuovo, ho letto chi era, Raffaele Auriem, dice oh, Badiashile esce Buongiorno probabilmente. E allora lì diventa difficile. Perché? Perché considerano già Mazzocchi fuori, bisogna dirle bene le cose. Buongiorno, nel momento in cui è uscito l'infortunio e si è dovuto operare, Buongiorno è fuori lista, è lassù immediatamente, e quindi noi abbiamo ragionato sui 17, la lista dei 17 over già senza Buongiorno. E se un Mazzocchi è quello che comunque qualche partitella l'ha fatta nel pre-season, è chiaro che io avevo individuato, e questa è un'idea mia, non è detto che sia così, che Mazzocchi può essere quello che esce volontariamente, non volontariamente, ma insomma senza fare storie, dalla lista quando vorrai reinserire Buongiorno magari a gennaio. E quindi questa era la mia idea, ma nel momento in cui entrerà Badiashile e non abbiamo ancora sistemato Lang e ci dicono che Neres non è in uscita, secondo me non ci sono offerte, e ci dicono anche che il Napoli ha rifiutato un approccio della Lazio per quanto riguarda Lucca, è l'unico modo per far entrare Badiashile e spostare Mazzocchi fuori lista già da subito, e poi a gennaio se ne parla, perché Favasuli entra senza occupare un posto. Gli altri giocatori li sappiamo, Contini e Vergara, Vivaio Italia per Meret di Lorenzo Spinazzola Politano, questi sono quelli che ti occupano i posti normali, e poi tra gli under c'è Marianucci, anche lui out ma non occupava nulla, e capiremo che fine faranno questi qua, sempre in attesa di sistemare giocatori che non occupano tantissimo del costo della rosa, li tieni là. Più che altro non è bello che un giocatore come Obaredin, che aveva un interesse del Genoa, poi resta a Napoli ma resta fuori lista, lo paghi e non lo puoi utilizzare. Una sistemazione insomma si troverà anche in prestito, magari anche metà ingaggio se qualcuno proprio non te lo vuole dare, e dobbiamo sistemare questi qua. Obaredin, Foloruscio, Lindstrom completamente sparito dai radar dopo aver perso il treno dello Schalke che ha cambiato idea. Per i bambini 6-7 Si è parlato del Bromby, mi dicono, un amico bellino mi dice del Bromby, ancora niente su Cajuste. Ngonghe, è uscita la notizia del Monza interessato. Shdira io lo rioffrirei a Lecce, magari, non dico ti vai a prendere Thiago Capri perché Lecce è inguaiato, guardato un pochino di Coppa Italia e Goebbels si è mangiato 2 gol solo davanti alla porta, secondo me gli serve Shdira, gli serve. Non parliamo più di Gabriel Jesus, non parliamo sicuramente più di Martinelli, né di Gatti,
un tifoso gli è entrato nelle gambe, perché quando fanno la loro partitina Juventus A, Juventus B, c'è questa usanza dell'invasione di campo allo stadium e uno ha preso la rincorsa, è scivolato, gli è entrato proprio nelle gambe e molti mi stanno dicendo: ma sei tu? No, non ero io, però può somigliare perché era vestito di azzurro. Niente leoni, niente fortini, insomma siamo questi e si comincerà il campionato con questi. Ci spostiamo per capire anche a livello proprio di modulo se si comincerà con un 4-3-3. Questa è la situazione. Ovviamente Meret e Milinkovic-Savic si tira una moletina. Meret ha cominciato più partite da titolare nella pre-season, quindi potrebbe essere avanti lui. Nelle aste del fantacalcio sta andando lui come sesto portiere più pagato. Insomma, a proposito, fantacalcio, fantalab.it/fluido, codice fluido se volete lo sconto. Insomma, anche lì è un mezzo spreco avere probabilmente il secondo portiere che ti pesa a bilancio, ma non so se sono arrivate offerte per Savic o se il Napoli solo vuole tenere perché Meret qualche partita la salta. Lo scopriremo durante la stagione, non ci è dato sapere. Difesa con Di Lorenzo, Favasuli suo vice, probabilmente potrà andare in panchina, aspettiamo l'ufficialità, magari è arrivata, controllo. Ancora no, ci sono solo notizie che rimbalzano sul Galatasaray che insiste su Lang e può essere una soluzione, anche perché Lang in questo momento ci occupa un posto e lo teniamo qui a fare il vice Alisson Santos. Insomma, Di Lorenzo, Beukema rientrato parzialmente in gruppo, si sta cominciando ad allenare con i compagni, Rachmani titolare, immaginiamo Rafa Marin titolare a questo punto, con Badiashile che deve fare le visite mediche domani, sempre con molta calma, non c'è fretta, Olivera o Spinazzola. Terzino, a questo punto posso immaginare Spinazzola con Olivera, che può essere, nel caso in cui serve l'emergenza, può entrarti sia al posto di Spinazzola sia al posto di Rafa Marin. Poi se devi diventare più offensivo, al posto di Spinazzola ci può andare un Lang. In questo momento ti muovi con un 3-5-1-1 come abbiamo visto fare contro l'Aris Salonicco. A centrocampo Anghissà, immaginiamo, con Lobotka e McTominay. In questo momento De Bruyne parte leggermente dietro nelle gerarchie, è anche uno di quelli che si è allenato di meno perché è andato avanti col mondiale. McTominay idem, però McTominay lo butti dentro perché lo butti dentro. E Gilmour tornato dall'infortunio. In attacco Politano con Neres che si vede nelle foto dell'allenamento ma non ce lo immaginiamo pronto. Højlund e Alisson Santos con in panchina Lang, Lucca e Giovane, che in questo momento, non essendoci Neres, me lo immagino qui vice Politano. In questa situazione, visto che si dovranno presentare le liste, non ci sono siti della Lega Serie A che ti danno la conferma, ma ci arriviamo noi. Mazzocchi fuori, Marianucci fuori per infortunio, Buongiorno fuori per infortunio lungo rispetto alle liste. Tanto vi dovevo, probabilmente domani facciamo un approfondimento sul Genoa, me lo vado a studiare e cerco di portarvi un po' di in and out di quello che sta costruendo De Rossi, che è un allenatore che io stimo molto, specialmente per la comunicazione. Poi sta facendo vedere anche delle belle cose sul campo, deve un po' sistemare la fase difensiva, ma potrebbe anche sistemarla in futuro con dei giocatori un po' più performanti. C'è sempre quel dubbio, no? Dice colpa dell'allenatore o i giocatori sono delle pisciatelle. scarsi e ce lo dobbiamo chiedere un po' tutto l'anno, anche noi. Quindi immagino che adesso che fermo il video e vado in editing, magari arriva la presentazione via Twitter del presidente. Nel frattempo non ci facciamo mai mancare le condoglianze di persone vicine al presidente che magari ci lasciano. E la prima cosa, si deve utilizzare sia il sito del Napoli sia l'account X del Napoli. È una cosa che dà molto fastidio, perché anche personaggi che non c'entrano niente con lo sport, personaggi del cinema, il presidente ha sempre detto non voglio mischiare il calcio con il cinema, e invece lo fai sempre. E a questo punto facciamo anche le condoglianze per Varenne, che ci ha lasciato, il più famoso cavallo. C'entrerebbe di più con il Napoli il cavallo, visto che è il centenario, il Corriere del Sole. Facciamo le condoglianze invece di presentare il giocatore. Sono un po' polemico nel finale. Da New York, Valerio Fudo è tutto, vi abbraccio e vi bacio. E se è arrivato Mora alla Roma, dobbiamo capire se è buono. Ho fatto un'analisi dei giocatori trappola su Calcio Fluido, andatevela a vedere.